noi, perciò siamo nella... Come è bello ricordare quello che io ero e quello che io sono. Come è bello ricordare quello passaggio, quello periodo di quando sono trasformato da questo grande Dio. Alleluia. Salmo 126, versetti 2 e 3. Salmo 126, versetti 2 e 3. Allora spuntarono sorrisi sulle labbra e canti di gioia sulle nostre lingue. Allora si diceva tra le nazioni. Che cosa? Il Signore ha fatto cose grandi per loro. Il Signore ha fatto cose grandi per noi e noi siamo... È questo il nostro Dio. È questo il nostro Dio che io adoro, che riconosco, che fa grande cosa per noi. E perciò noi siamo nella... Ok, 15 persone che sono nella gioia. Quando eu conosco questo grande Dio, io sono nella gioia. Preghiamo. Alleluia. Alleluia, Padre, tu sei o grande Dio. Come è bello vedere le altre nazioni che hanno visto quello che tu hai fatto con il tuo popolo. Come è bello vedere, oh Padre, quando il tuo popolo riconosce che tu fai le cose grandi. Grazie, oh Padre, perché possiamo in questo momento avere la libertà nello Spirito Santo di condividere, oh Padre, le cose grandi che tu hai fatto ao tuo popolo nella storia e anche a tutti noi. Nel nome di Gesù. Amém, Signore. Amém. In questo testo qua noi possiamo trovare tre cose importanti. E questa storia si ricorda di quale popolo? Chi era o popolo qua? Israele. E dove era questo popolo Israele in quel momento? Stavano uscendo da dove? Dall'esilio. Era in Babilônia. Ou se era um povo em quel momento que era em exílio e adesso stava ritornando a essere una nazione, a essere un popolo, stava tornando alla gioia. Perciò ci sono tre punti importanti qua. Quando vivo nella situazione di miseria, quando esco dalla situazione di miseria e quando riconosco la grande, la bellezza, la bella situazione di libertà adesso. Ou seja, sono punti importanti per capire il quanto Dio agisce nella nostra vita, nella nostra storia. Io devo capire tutte queste situazioni per capire la grandezza del mio Dio. E la situazione del popolo in quel momento era una situazione di miseria perché loro erano esilati nella Babilonia. Il grande popolo di Israele, la potenza, la grandezza del popolo di Israele che è andato dove? In esilio. Potete immaginare quella nazione, possiamo immaginare oggi forse gli Stati Uniti oppure possiamo oggi nel periodo di elezioni in Grecia, no? La Germania che si sottomette alla Grecia. Potete immaginare se questo era possibile oggi? La Grecia cominciando a determinare le cose che la Germania doveva fare. La Merkel sottomessa alla Grecia. Sembra una pazzia, no? E era più o meno la situazione che stava succedendo com o popolo di Israele, perché quello grande popolo adesso deve essere sottomesso ai suoi nemici, e era in Babilônia. È come se volessimo che Dio in questo momento non potesse cambiare la storia, ma Dio cambia la storia di un popolo. Non sto difendendo la Grecia, per favore. Sto approfittando che oggi ci sono delle elezioni importanti in Grecia che può cambiare tutta la storia dell'Italia e anche dell'Europa. Ma cominciamo a pensare che Dio è un Dio potente e sovrano che può cambiare la storia di qualsiasi nazione e di qualsiasi popolo e anche della nostra storia. Ma dobbiamo ricordare perché o popolo di Israele è andato in esilio. Perché o popolo di Israele fallisce no senso di essere popolo. Perché? Perché o popolo di Israele va alla miséria. Perché abbandona Dio. Perché abbandona Dio. Perché aveva conquistato tante cose. E aveva conquistato la terra
e abbandona Dio. Tante volte noi abbiamo una vita bellissima o siamo usciti da una situazione difficile, abbiamo conquistato tante cose come persona e quando abbandoniamo Dio, noi pensiamo che la miseria non può ritornare, ma ritorna. E o popolo di Israele in quel momento stava vivendo quella storia. Perché era um popolo que era stato scelto da Dio, era um popolo dove Dio stava camminando assieme, ma dopo la conquista, e o popolo entra in quel momento di conquista, abbiamo riuscito a avere tutto, abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, adesso basta e abbandoniamo Dio. E quando si abbandona Dio, noi non possiamo immaginare il disastro che sarà su di noi. E l'esilio è questa conseguenza. Ou seja, um desastre que sucede com aquele povo, um exílio, um povo adesso que diventa escravo delle altre nazioni. Uma Germânia que um futuro pode diventar escrava de uma Grécia. Um povo eletto, um povo scelto da Dio, que aveva tudo em mano, que se diventa adesso um povo servitore, um povo escravo de um outro povo que não adora Dio. Era questa história. Perciò che in quel momento loro stavano vivendo una grande sofferenza, ma in questo momento era un momento di ritorno. E che cosa significa un momento di ritorno? Abbiamo cantato. Interessante che tu hai scelto le canzoni, io stavo pensando di scegliere proprio questa canzone. Hai cambiato? E quando tu hai messo quell'elenco di canzoni, io pensavo, lo Spirito Santo ha guidato in questo modo, era questa canzone. Era questa musica, perché Dio adesso vede la miseria del suo popolo, ma non si dimentica del suo e cambia la situazione. Io avevo tutto, vado alla miseria. Adesso ritorno a Dio e ritorna quello lamento, si diventa in gioia, in danza, in ballo, in allegria, perché Dio cambia la mia storia. Dopo il pianto viene la gioia. E è questo modo che loro in quel momento stavano ricordando di Dio. Ma in quel momento loro stavano ricordando che stavano trovando di nuovo la libertà nel nostro Dio. Quante volte noi abbiamo abbandonato il senso di essere credenti, cristiano, popolo, e siamo andati alla miseria, e dopo abbiamo riconosciuto questo e torniamo di nuovo alla libertà, a essere popolo, a essere cristiani, a essere veramente riconosciuto come una persona dipendente del nostro Dio. Esiste o dolore, e o dolore in quel momento deve essere riconosciuto. Esiste o problema, e o problema in quel momento deve essere riconosciuto. Esiste la miseria, e la miseria deve essere riconosciuta. Quando noi pecchiamo, eu sempre falo alle persone, hai sbagliato. Ma tu devi riconoscere propriamente dove tu hai sbagliato. Perché quando io riconosco dove ho sbagliato, adesso comincia a venire la trasformazione nella mia vita, la trasformazione dei cambiamenti nella mia storia. Eu devo puntare su quello che ho sbagliato, e o popolo in quel momento riconosce, perché noi abbiamo abbandonato Dio. E Dio non abbandona le persone, e Dio non ci abbandona mai. O povo di Israele ha detto, abbiamo abbandonato il nostro Dio. Ma Dio stava con lo sguardo ancora verso il popolo di Israele. Dio aveva lo sguardo ancora verso quello gruppo di persone e stava dicendo, io ancora ho una speranza per voi, io ancora ho una opportunità per voi. Perciò il ritorno adesso è gioire con la ricostruzione del caos che aveva. Il ritorno era ricominciare, e il ritorno era sentire dove ho sbagliato, ma è sentire che adesso devo cambiare la strada, è ritornare al nostro Dio e ricostruire tutto quello che abbiamo distrutto. Era la storia di Israele, è la mia storia, è la tua storia, è la nostra storia. Perciò la nostra vita è molto dinamica, è come si dice una altalena, alti e bassi, ma io devo avere quegli alti e bassi sempre una crescita con Dio, ma mai abbandonare quello che Dio mi aveva chiamato, mai abbandonare una chiamata divina a quello che dobbiamo fare. La strada è con Dio, la strada è con Lui, e il popolo riconosce adesso, perché soltanto Dio è che può trasformare il nostro dolore in gioia. Soltanto Lui. Quando stiamo vivendo una situazione di miseria, disoccupati, grazie a Dio ho sentito una bella notizia adesso, ho trovato lavoro, pastore. È come bello sentire questo.
la nostra Chiesa è una Chiesa benedetta dal nostro Dio. Perché quando vediamo in Italia 40% dei giovani disoccupati, vediamo in Italia 12% disoccupati, non è una predica politica, per favore, 12% disoccupati, nós vediamo nella Chiesa 1-2 persone disoccupate. È la grazia, la misericordia, l'amore di Dio. È questo Dio che ama il suo popolo e dice: io ho un chiamato per te, ho una sfida per te, continuate a essere questo popolo che io voglio fare un grande miracolo, ricostruire una Italia, ricostruire questo mondo tramite voi. Voi siete il mio popolo che io ho scelto e a voi io vi do la capacità di fare le cose stupende e bellissime. È questo che fa il nostro Dio, perciò è questo Dio che trasforma il dolore in gioia, è Dio che trasforma il nostro dolore in danza, è Dio che fa dei miracoli nella nostra vita, è Dio che cambia il nostro cuore, è il nostro Dio. Io credo in questo Dio dei miracoli, io credo in questo Dio d'amore. Eu credo em questo Dio que há um sguardo estupendo verso a ciascuno di noi. Dio ti ama em um modo estupendo. Dio ti ha creato em modo maravilhoso. Dio ti ama e perciò che Dio está sempre com sguardo de amore verso di te, verso di me. Dio ti ama. E la nostra situazione del peccato era la grande miséria, ma adesso io posso vivere un Dio d'amore perché io riconosco questo grande Dio. Ah, questo grande Dio che noi adoriamo e riconosciamo. Questo Dio che trasforma. Questo è il grande Dio che prende la nostra miséria e fa un miracolo nella nostra vita. Quando noi viviamo nelle situazioni di miséria, quando noi viviamo quella vita senza Dio, i nostri sogni si sono andati via. A che cosa serve sonhar? Non ci sono dei sogni. La nostra speranza non ci sono più. I nostri obiettivi, la nostra intimità con Dio, la nostra vita non ha senso. Perché non riesco a sentire la grandezza di questo Dio. Quante volte nella nostra vita ci siamo messi, ci siamo fermati e abbiamo pensato: a che cosa serve? A che cosa serve essere qua? A che cosa serve continuare a vivere? Adesso 2 settimane fa, quello grande imprenditore di Padova si è tolto la vita dentro della sua ditta. Un grande imprenditore. A che cosa serve vivere? E tante volte noi cominciamo a pensare: a che cosa serve vivere? E una persona senza sonho, una persona senza obiettivo, una persona senza speranza, a che cosa serve vivere? È quando viviamo in una situazione di miséria, quando viviamo in questo abbandono senza Dio. E Dio guarda noi e dice: Caio, eu vou inserir no teu cuore a esperança. Eu vou inserir no teu cuore dei sogni. Eu vou inserir no teu cuore de grande obiettivo nella tua vita. Eu vou inserir nella tua vita uma nova história. Com Dio abbiamo una nuova speranza. Com Dio abbiamo dei grandi sogni. Com Dio abbiamo dei grandi obiettivi, perché Dio agisce. Perciò il senso di sentire questa liberazione, uscire di questa schiavitù è soltanto una cosa: riconosce la nostra situazione di miséria. E io dipendo soltanto da Lui, solo Lui. Ogni tanto io parlo con le persone che hanno vissuto il fallimento nella sua vita, il fallimento nella sua situazione di storia, il fallimento come famiglia, e lui dice: oh pastore, ho ricominciato perché ho riconosciuto qua. Era qua il mio sbaglio. Era qua che ho fallito con la mia famiglia, era qua che ho fallito con la mia società, era qua che ho fallito con me stesso. Ma quando io riconosco dov'è la base del mio fallimento, io posso adesso ricominciare a vivere. Perciò che il popolo in quel momento ritorna, riconosce la sua situazione di miséria, ma non solo riconosce, abbandona. Provérbio 28:13. Non basta confessare i peccati, io devo abbandonare i peccati. Non basta riconoscere la situazione che io sto vivendo, ma io devo abbandonare quella situazione. Io devo umilhar-me. Grazie per questo cantico anche Nicolas. O popolo che si umilia, riconosce Dio, deve andare verso di Lui. Perciò il passo di uscire dalla situazione di miséria appartiene a chi? Chi deve uscire dalla situazione di miséria? Sono io. E chi deve agire? È Dio o sono io? Sono io.
Dio non ha preso il popolo nell'Egitto e ha portato alla terra promessa. Dio non ha preso il popolo in Babilonia e ha portato direttamente nella terra promessa. Dio ha fatto il popolo camminare. Il popolo che doveva obbedire a Dio ha sentito le benedizioni e la mano di Dio che lo portava a una nuova situazione. Ma la decisione è mia, la responsabilità è mia. Perciò che quando io riconosco questa situazione, io devo imparare che sono io che devo camminare verso Dio. Sono io che devo camminare in questa nuova strada. Tante volte noi preghiamo Dio, Dio agisce, Dio fa le cose e Dio dice, Caio, tu ce l'hai le due gambe, tu ce l'hai una testa, tu ce l'hai di cuore, tu ce l'hai di braccia. Sei tu che devi agire. Io non ho creato un robot, io ho creato un essere umano con la capacità di ragionare e decidere. Sei tu. Quando io riconosco quello che io vivo, sono io che devo camminare nella direzione di Dio. Sono io che devo camminare verso la terra promessa. Quando facciamo questa opera di Dio, dobbiamo imparare che Dio mi chiama a una sfida ancora più grande dopo dove ero io. O popolo di Israele stava ritornando per ricostruire un tempio, ma stava ritornando per ricostruire un paese e ritornando per fare un'opera molto più grande di quello che avevano fatto. Perché quando io ritorno a Dio, Dio mi dà delle sfide molto più grandi di quello che ho già vissuto prima. Perché quella mia storia di miseria è stata una base per ricostruire qualcosa molto più grande. È questo il nostro Dio. È questo Dio che ci fa. Perciò tante volte io provo lo stesso Dio che ci permette nella situazione del popolo per cambiare la nostra storia e avere una nuova intimità, una nuova visione dell'opera e un vedere qualcosa stupendo che Dio sta preparando e molto più grande. Non dimenticare mai che le sfide di Dio sono nella misura di Dio, non nella nostra misura. La grandezza di Dio, quando parliamo di grande Dio, è quello che inserisce nel nostro cuore le sfide più alte e più grandi di quello che noi possiamo vivere e anche sopportare no senso di una sfida. Dio guarda, Dio agisce, ma sono io. A quella storia storica classica di Giona, era lui che doveva decidere, era lui che doveva riconoscere, era lui che deve essere buttato al mare, era lui che doveva ritornare a Ninive, era lui. Tante volte è Dio, perché tu non lo fai? Perché Dio non farà mai, perché sono io. Perché quando io prendo le decisioni, io comincio a prendere le responsabilità. E quando io prendo delle responsabilità, io sono una persona determinata con mio Dio. Perciò che Dio mi chiama a queste sfide. E il momento che io devo prendere è un passo di decisione verso la liberazione. E è questa liberazione con Dio. O sono schiavo dei miei nemici, o sono libero con Dio. Chi sceglie questo sono? Sono io. Sono io. E è questo che Dio mi sfida a fare. O momento della uscita è il grande momento della liberazione. Forse sia il grande momento della decisione. Perciò il popolo in quel momento di Israele doveva dire, è arrivato il momento. Usciamo. È arrivato il momento. Basta il mare rosso. È arrivato il momento. La decisione è adesso. Se tu stai vivendo un momento di crisi, di miseria, devi fare una autoanalisi e dire, è arrivato il momento. Basta. Io riconosco dove ho sbagliato e posso ritornare al primo e grande amore di Dio. È questo che Dio mi sfida a fare. E capire che chi prende cura di me in questa camminata è io decido, io cammino, ma Dio è con me. Io decido, io prendo la decisione, io prendo la strada, ma quando io ritorno a Dio, Dio è con me. Nonostante che quando eu non ritorno a Dio, Dio ancora sta con me, perché non mi abbandona mai. Ma quando eu comincio a prendere questa via, eu posso sentire questo grande Dio nella mia storia. Terzo e ultimo punto. Quando eu comincio a uscire di questa situazione, eu devo riconoscere la bellezza della libertà. Sono stato in un momento bellissimo, sono andato alla miseria, ma dopo eu posso ritornare a un grande momento di libertà. E tante volte noi perdiamo e non diamo il giusto valore alla libertà. Tante volte eu sempre condiviso qua e com le persone come sarebbe interessante una persecuzione in Italia, in modo che la Chiesa poteva prendere veramente il senso di essere Chiesa. Questa settimana stavo leggendo di nuovo quello che già abbiamo condiviso qua, quello che sta succedendo in Iraq, in Irano,
e le persone sono uccise, decapitate, i nostri fratelli, ma mantengono decisioni di fede. Noi abbiamo una grande libertà qua. Noi abbiamo un grande momento di gioia, noi abbiamo un grande chiamato di Dio. Io devo riconoscere la grandezza di questa chiamata e la grandezza di quello che io sono con Lui. La grandezza di quello che io sono. Tu ti senti veramente in una strada con Dio e riconosci la bella situazione che tu vivi? La grande caratteristica di una vita di una persona che vive il miracolo di Dio è una persona sempre, sempre grata a Dio. Sempre, sempre grata. Ma la vita del popolo di Israele non poteva essere basata sui miracoli che Dio stava facendo. Perché una vita basata sui miracoli, che cosa succede tra poco? Si dimentica. Si dimentica. Perché staremo celebrando la cena del Signore adesso? Perché? Ricordare quello che Gesù fece per noi. Perciò il miracolo tante volte noi ci dimentichiamo. Ma quando eu ce l'ho la parola di Dio viva nella mia vita, io non mi dimentico di tutto ciò che Dio fa e di tutto ciò che io sono in Dio. Io non sto cercando delle soprannaturali, delle cose grandi, perché questa è una conseguenza di quello che vive con Dio. Staremo celebrando la cena del Signore per ricordare i miracoli della croce. Ricordare il miracolo della liberazione, ricordare il miracolo del sangue di Gesù che ci purifica di ogni peccato, ma è questa struttura basata nella parola di Dio e nella intimità con Dio. Perciò che io sono stato chiamato da Dio a raccontare grandi cose che Dio ha fatto nella mia vita, ma per raccontare queste grandi cose che nella mia vita di Dio, io devo ricordare sempre e non abbandonare mai questa chiamata di Dio. Non dimenticare mai di quello che Dio ha fatto nella mia vita. O popolo di Dio, Israele, tutti noi compresos, nós siamo sempre ingrati. La mancanza di gratitudine è profonda con tutti noi. Perché quante cose Dio già ha fatto con me, quante cose Dio ha fatto con noi e noi ci dimentichiamo. Perciò che Dio ha detto, ricordatevi. Ricordatevi quando siete usciti dall'Egitto perché eravate schiavi. Ricordatevi. Perciò che c'è una festa in Israele che si deve ricordare quando loro erano schiavi nella Babilonia. Perciò che il popolo di Dio c'è una festa quando celebra la cena del Signore per ricordare quello che Gesù ha fatto nella nostra storia. E ricordare è sapere quello che io sono adesso. Sono stato trasformato dal mio Dio. Perciò io posso vedere adesso le cose più alte, più grandi, perché Dio mi ha liberato di tutto quello che era la mia schiavitù, della mia dipendenza. Io posso raccontare addosso gli atti del Signore. Io ero con i bambini adesso là ieri a Cesuna, vicino a Asiago, e la preoccupazione tante volte dei monitori è quello che i bambini non riescono a ricordare di Gesù perché forse i genitori non stanno raccontando ai propri figli quello che Dio sta facendo. Perciò tante volte i monitori prendono una responsabilità che non è loro, appartengono ai genitori. Perciò si deve raccontare ai bambini le grandi cose che Dio ha fatto. Ma chi deve fare questo? Sono i genitori. Raccontare le grandi cose che Dio fa in mezzo a noi. E quando cominciamo a raccontare e ricordare di questo, io posso lembrare quello che io ero e quello che io sono e quello che Dio ha fatto in mezzo a questa storia e quando ho deciso di camminare con Dio. Ricordati, ma soprattutto comincia a dare valore a quello che tu sei oggi. E perciò, dando valore a quello che io sono oggi, eu posso dare più valore alla vita e avere un cuore grato ao mio Signore, un cuore con la gratitudine e con la gioia. Una persona grata gioisce. Una persona grata celebra il nostro Signore. Una persona grata non c'è tempesta. Una persona grata vive con la gioia nel Signore. Lui ha cambiato il mio lamento in danza. Lui ha trasformato la mia vita. Perciò io riconosco, io sono grato. Perciò la mia vita è in questa serenità con Dio.
Perciò quando viene qualsiasi pensiero di tristezza, amarezza, delusione, di tante situazioni difficili che io vivo, io ricordo quello che io ero, io ricordo quello che Dio ha fatto, io ricordo quello che io sono libero in Cristo Gesù. Soltanto quelli che vivono con questa esperienza con Cristo possono capire questo. Quello che io ero, quello che Dio ha fatto e quello che io sono. E quando eu riesco a capire quello che Dio ha fatto, nel mio cuore entra la grande gioia del mio Dio. Cuore grato produce vita grata e riconosce una eternità con Dio. Interessante, questo testo dice che tanti vedranno, le altre vedranno le grandi cose che Dio ha fatto con noi e per noi. Le altre vedranno perché sto dando la testimonianza di una grandezza di Dio nella nostra vita. Amém, Chiesa? Perciò per sistemare la mia vita con questo Dio è la mia responsabilità. Eu camminare con Lui è la liberazione con Lui e a mortificare il mio io. In questo modo eu posso camminare con mio Dio. Il popolo di Israele ha vissuto quell'esperienza. Il popolo di Dio vive questa esperienza. Tutti noi viviamo questa esperienza. Eu ero nella miseria, ho vissuto l'esperienza con Dio e tante volte ritorno alla miseria e Dio mi riprende e mi porta di nuovo a qualcosa grande. Perciò ricordare quello che Dio ha fatto e sapere quello che io sono. Ma io esco da questa situazione perché c'è un grande Dio con sua grazia e misericordia. Dio ti ama. Dio ha speranza. Dio ha un amore per te. Dio ha un sogno con te e per te. Perciò che questo sogno e speranza di Dio deve inondare il mio cuore, in modo che io possa avere sogno, speranza e gratitudine con mio Dio. Amém? Preghiamo. Pensiamo nella nostra vita. Ricordare quello che io ero prima di conoscere Gesù. Um escravo de um álcool, vicino alla droga, uma vida sem esperança, uma vida de momento em momento, pensando que a vida fosse soltanto um filme que finiva no última cena, no último momento. Ma Dio mi ha preso di questa situazione di miseria. Mi ha fatto vedere che esiste una libertà, una speranza, un sogno, una vita con un obiettivo. Dio ha avuto uno sguardo per me e mi ha sfidato una decisione. Ma io ho fatto quella decisione perché Dio mi ha amato e mi ha fatto vedere la strada sua. In quel momento ho conosciuto la croce, il sangue, Cristo. Un Dio che si fa uomo, un Dio che si diventa un servo, un Dio che viene per dare la propria vita, la vita sua per me. In quel momento ho capito che veramente Dio ha agito, ha fatto un'azione di amore verso di me, perché c'era un sguardo d'amore verso di me. In quel momento ho deciso di camminare con Lui e ho messo i piedi in quella strada e Lui mi accompagna. Ricordare quello che Dio ha fatto è sapere che non è stato un caso, qualcosa piccola, ma la grandezza del sangue dell'agnello di Cristo Gesù. Nella mia strada ho vissuto anche le situazioni di ritornare alla miseria, ma Dio non mi ha abbandonato in nessun momento. Stava con quello sguardo, con quella parola, con quella mano, mi sfidando a un ritorno. Ma sempre ero io che dovevo girare e ritornare a Lui.
e mi ha fatto camminare una nuova strada, una strada di vittoria, una strada di gioia, una strada di speranza. Nosso Padre, como é belo ricordare tutto ciò e sapere, oh Padre, che quello che Tu hai fatto e quello che io sono oggi è perché esiste una grazia, un amore Tuo che noi umani non riusciamo a capire, non capiremo mai, perché è qualcosa molto profondo e divino. Grazie, oh Padre, perché io posso camminare, noi possiamo camminare in questa terra giustificati, perché quello che non aveva colpa ha preso il mio posto. E quello che aveva colpa, che ero io, sono uscito da quella strada di morte. Grazie, perché Tu mi ami. Io prego, Padre, tanto per me e per gli altri e per tutti noi, oh Padre, che possiamo sempre ricordare la grandezza del sacrificio di Cristo e la grandezza del Tuo grande amore. Grazie, oh Padre. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Estaremos celebrando la cena do Senhor adesso, come Chiesa, come popolo. È un privilegio unico solo per i cristiani, per quelli che veramente credono che esiste un sangue nella propria vita, per quelli che veramente credono che sono stati giustificati, per quelli che veramente credono che hanno consegnato la propria vita. Se tu credi in questo, è il momento di prendere il cálice e il pane. Se tu non credi, non c'è nessun valore. Ma se tu lo prendi senza dare valore a questo, ci sono le conseguenze. Perciò prendi, se tu sei sicuro che la tua vita è in Cristo. E staremo celebrando la cena del Signore adesso. Quelle persone che devono aiutarmi, per favore, potete venire qua davanti. E quelli che devono suonare, staremo ascoltando una musica. E mentre ascoltiamo, preghiamo a noi stessi. Perché la Bibbia dice che l'uomo deve esaminare a sé stesso. E è quello che faremo adesso mentre staremo celebrando la cena del Signore.
C'è qualcuno che non ha ricevuto pane o calice? Potete alzare delle mani. Un Dio che si fa uomo, che venne sulla croce e muore per me. Il valore di questo è profondo. In questo pane possiamo ricordare quello che Dio ha fatto, perché c'è vita, c'è amore, c'è qualcosa di stupendo per tutti noi. Possiamo mangiare adesso questo pane e ricordare questo sacrificio di Cristo per noi. Mangiamo assieme e Márcio può ringraziare il nostro Dio. Grazie Padre, tutto quello che hai fatto nella nostra vita, Padre. Tutto quello, Padre, che la nostra Chiesa rappresenta per Dio, Padre. Grazie, Signore, per il tuo sogno, Padre, che hai realizzato qui, oh Padre. Possiamo, Padre, poter stare sempre sotto la tua grazia, oh Padre, e camminare con te, oh Padre. Amen. Amen, Signore. Prendete adesso il calice e possiamo ricordare il sangue di Gesù. Non era solo un corpo, c'era sangue. E non era poco sangue, era un corpo pieno di sangue, perché era un sacrificio per noi, per amore. Perciò questo sangue ci perdona di tutti i nostri peccati. È Dio che fa questo per noi. Ricordiamo questo e possiamo bere, ricordando che io sono stato perdonato in amore. Lo facciamo adesso come Chiesa. Grazie ao Padre. È un amore molto grande. Per noi umani è molto difficile capire un santo, un giusto, che si diventa ingiusto. E quello che era ingiusto si diventa giusto. Gesù era o giusto, che si diventa ingiusto per me. E io che sono ingiusto, sono diventato giusto per te. Grazie, oh Padre, perché tu mi hai giustificato per questo sangue, per questo agnello. Io non riesco a capire la grandezza di questo amore, ma io accetto. Grazie, oh Padre, perché non c'è nessuna accusa contro i tuoi figli. Grazie, perché in Cristo Gesù siamo liberi. E è in questa libertà, oh Padre, che possiamo vivere oggi e sempre, in te e per te, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi, Chiesa, e cantiamo. Questo ingiusto che si diventa giusto, adora e lode, perché ha cambiato il mio lamento in Nicolas. Andiamo, cantiamo questo. E cantiamo riconoscendo che Dio ha trasformato tutto questo nella mia vita. Non è una teoria, è vero. È vero. E è una realtà nella nostra vita, nella nostra storia. Cantiamo, e anche il momento dell'offerta, delle decime, di consacrazione, è la nostra offerta al nostro Dio. Offriamo in questo momento, consacriamo al nostro Dio.